questa autorità svolge una missione per certi versi importantissima, ma per certi versi che ricorda un po' il titolo della mia tesi, una mission impossibile, o almeno secondo alcuni una mission impossibile. Noi crediamo che questa mission non è affatto impossibile e ci proveremo. Possiamo semplicemente dire che lo dimostreremo con l'impegno, i risultati dipenderanno anche un po' da dati casuali, ma ce la metteremo tutta, perché qual è l'idea che noi vogliamo provare a mettere in campo? L'idea che la corruzione è un vero e proprio disastro per il nostro Stato. Di corruzione cosa fa? Noi non c'entriamo assolutamente nulla, perché ieri abbiamo visto che c'era questo riferimento ad Expo. Expo c'entra come il cavolo a merenda in questa vicenda, nel senso che la Regione Sicilia, da quello che ho letto sui giornali, noi abbiamo acquisito, chiesto informazioni sul punto, ma sembra la situazione in questi termini, la Regione Sicilia ha previsto l'organizzazione della sua presenza ad Expo attraverso Union Camere Sicilia. Quindi è un'attività che non ha niente a che vedere con Expo, ma riguarda la Regione Sicilia. Quindi è una questione, c'è una scelta che viene fatta da un ente pubblico che è la Regione Sicilia rispetto ad un ente pubblico, il cui presidente in questo momento è indagato, ma che non smette di essere un ente pubblico. Quindi sotto questo profilo si tratta di un'attività che non ha niente a che vedere con Expo, fermo restando che poi la magistratura dovrà fare le indagini sul soggetto specifico. Quindi lei rimanda... Che farete voi? Ma guardi, noi tecnicamente sulle aziende siciliane presenti all'Expo non possiamo fare attività di vigilanza, nel senso che questo riguarda aziende private che eventualmente hanno avuto rapporti con la Regione. Noi faremo una verifica come anticorruzione in generale, ma non rientra nell'ambito dei poteri generali dell'Expo, che riguardano gli appalti dell'Expo. Cioè, ripeto, questa vicenda vede l'Expo come una destinataria di un'attività di una regione. La Regione Sicilia ha utilizzato l'esistente per far venire i propri rappresentanti. Le aziende hanno individuato un criterio di scelta attraverso l'Unione Camere. Quindi con Expo non c'è assolutamente nulla.